Grazie. Per Patto per il Nord, prima il Veneto, Corrado Calegari. Buonasera direttore. Grazie Calegari, bentornato. Calegari, Corrado Calegari. Allora, io mi discosto un pochettino da chi mi ha preceduto perché do una lettura diversa di quello che è successo. Cioè, per me questo non rientra negli atti di immigrazione a cui siamo stati abituati. Questo è evidente che c'è stata un'organizzazione sotto, forse fatta anche dai trafficanti, ma per me è stato un avviso che è stato dato a Sanchez per quello che lui ha fatto nel recente passato, perché sappiamo certi stati che hanno un modo di agire molte volte non regolare. E quello che ha parlato prima, che ha mandato il servizio, mi sembrava proprio come la gallina che ha fatto l'uovo e si è messo a cantare. Perché io sono convinto che dietro a quest'atto qua ci sia qualche Stato che ha avuto dei problemi con la Spagna e gli hanno mandato un messaggio fortissimo, perché fare un assalto di 60.000 persone a una città che ne ha 18.000 come abitanti vuol dire che c'è qualcosa che non quadra. Poi il fatto anche che già una parte è rientrata, le immagini di quelli che si sono visti non mi sembrava tutta gente disperata, molti sembravano giovani e che correvano esasperati. Per me sono stati forse anche pagati per fare questa operazione. La storia magari dopo ci spiegherà in un futuro quello che è successo effettivamente. Però io da questo, per esempio, come ha fatto la Meloni, andare a togliere il discorso di Schengen, per me è stata, come dire, una buttata così per farsi pubblicità, perché non ha un significato reale, perché come abbiamo visto quell'enclave è fuori dalla zona di Schengen. Se uno si deve spostare da di là deve passare secondo tutti i controlli e comunque, da come si è visto, probabilmente tutti ne hanno già mandati indietro 37.000, probabilmente nei prossimi giorni li spediscono tutti indietro. Mi piacerebbe capire anche la posizione che ha avuto il Marocco in tutta questa faccenda che c'è stata, perché noi sappiamo che sono le partnership del Marocco, parliamo degli Stati Uniti, parliamo di Israele, parliamo di questi stati che sicuramente in questo momento qua non vedono di buon occhio la politica che sta facendo la Spagna. Grazie Calegari. Allora domani verrà presentato a San Biagio di Calalta il progetto del Patto per il Nord che rappresenta. Il Patto per il Nord è un movimento politico che adesso è esteso praticamente in tutto il Nord Italia e che sta cercando di riprendere in mano il concetto della questione settentrionale e del nord produttivo che praticamente è stato abbandonato. Siccome chi ci ha creduto in questo progetto come sottoscritto, ma anche tanti altri, lo vogliamo riproporre cercando di portare a casa qualcosa per il nostro territorio, per il nord produttivo. Patto per il Nord adesso è presente su tutte le regioni e anche in Veneto, dove io sono il responsabile regionale. Abbiamo cominciato ad attivare tutte le province, domani siamo a Treviso. Ecco, vediamo anche, adesso fra un po' faccio vedere la locandina dell'evento di domani, vediamo se la trovo, ma no, niente, non la trovo per ora, la troverò dopo, ma con chi siete, diciamo, con chi sarete... Per ora non stiamo trattando con nessuno. Abbiamo ricevuto un sacco di contatti, ma per ora noi non trattiamo con nessuno. Il responsabile federale è Grimoldi, che è un noto esponente della FU Lega Nord, era responsabile di Giovani Padani, ma dentro ci sono un sacco di esponenti che hanno fatto la storia della Lega. Parlo da Pagliarini a Leoni a Dario Galli, quindi ci siamo un attimo rimessi tutti quanti insieme dopo che abbiamo visto il fallimento a cui è andato incontro la trasformazione di quello che era la Lega. Ci siamo ritrovati e abbiamo deciso un attimo di
di riprendere diciamo il cammino che avevamo introdotto. No, volevo un attimo prima parlare di Vannacci, a parte che quel video che ha mostrato mi fa sembrare più un pagliaccio che non qualcos'altro, però è ora di finirla nel nostro paese che vengano fuori questi personaggi che vengono a dire delle cose che non stanno né in cielo né in terra, perché quando uno parla di remigrazione, spiegami com'è che ti fa la remigrazione, se tu non fai gli accordi con tutti i paesi provenienti, se tu non identifichi tutti i clandestini che sono arrivati perché non riesci a capire da che paese provengono, mi viene in mente un po', mi scusa l'esponente della Lega, Salvini quando ha vinto le elezioni parlando di 500.000 rimpatri, per chi si ricorda. Io che ho avuto la fortuna e la sfortuna di vivere la stagione di Maroni, ministro degli interni, giù a Roma, quando ero parlamentare, là ci si è resi conto materialmente della difficoltà che c'era per trattare con i vari paesi. Quella volta si era riusciti a fare solo un accordo con la Tunisia che ti permetteva di rimpatriare 50 persone alla volta in aereo. Quindi mi fa ridermi quando sento l'immigrazione. Ho chiesto a qualche esponente di Vannacci, mi spieghi tecnicamente come fate questa immigrazione? Nessuno è in grado di dire. Poi ci sono quelli faciloni che li mettiamo dentro nei barconi, li rispediamo indietro con gli aerei. Cioè, purtroppo Vannacci è venuto fuori perché hanno voluto farlo venire fuori. Sarebbe da capire anche qua in un futuro chi ha avuto dietro. Diciamo che certi indizi ci sono, perché noi sappiamo che tutto il gruppo MAGA di Trump in America sta finanziando tutti i movimenti di estrema destra in Europa, e tra questi c'è anche... Ma non sta finanziando Vannacci, non sta finanziando Vannacci, stia sereno su questo, non sta finanziando. Allora, senti una cosa, io ho fatto segretario politico, so le spese che va incontro un movimento, so quello che bisogna fare, gente che tira fuori soldi, ci vogliono milioni di euro per fare la campagna elettorale che sta facendo Vannacci. Vannacci, qualcuno mi deve spiegare dove tira fuori. Mi scusi, non so se si ricorda come è nato Vannacci. Si ricorda come è nato Vannacci? Politicamente? Con un libro che qualcuno ha sponsorizzato, d'accordo? Perché non è che io domani mi scrivo un libro, vado là e lo diffondo. Sì, ma non è che ha sponsorizzato quello che fa il giornalino, ha sponsorizzato un giornalista di Repubblica. Sì, ma no. No, è partito da là. Senti una cosa, quando tu vedi una struttura, cioè il partito di Vannacci ha una struttura, d'accordo? Una struttura che è ben finanziata. Chi ha fatto politica, chi fa politica vede queste cose. Vannacci, come le ripeto, anche in Ucraina ha colpito un palazzo. Ieri abbiamo dato notizia di una famiglia sterminata poco lontano dalla capitale. Insomma, è una carneficina senza fine. Il problema della Palestina e della striscia di Gaza, io me la ricordo quando ero piccolino, c'era la televisione ancora in bianco e nero e davano le notizie di quello che succedeva, quindi lì probabilmente l'unica soluzione ovvia che dovrebbe essere sarebbe quella dei due stati separati, da una parte la Palestina, dall'altra parte Israele, perché è evidente che sono due popoli che non possono convivere assieme. Per quanto riguarda quello che dice Trump, ormai Trump ci ha abituato che, come ha detto prima, una mattina ti dà una notizia, dopo mezz'ora te ne dice, sembra quasi che abbia anche qualche problema di equilibrio mentale. Io quello che mi auguro è che a novembre, che dovrebbero esserci delle famose elezioni, quelli di midterm, probabilmente il popolo americano, che ormai meno dai sondaggi solo il 30% sostiene ancora Trump, che lo blindino un pochettino, cioè con elezione magari di molti parlamentari democratici o anche repubblicani che non condividono le sue scelte, lo tengano un po' a freno, perché a mio modesto avviso ha fatto un sacco di disastri in giro, compreso il problema del canale dello stretto di Hormuz, dove ha costretto tutti a subire
un collasso energetico a causa di questa, cioè senza motivazione. Cioè se oggi paghiamo il gasolio 2 euro, adesso è calato leggermente perché c'è stato questo sconto di 17 centesimi Anche perché ci al sono, litro, comunque grazie, ancora, signor Trump. ci sono ancora le accise che qualcuno aveva detto, Sì, che avrà- prima una e poi un altro, hanno detto che avrebbero tolte. tolto, invece qua siamo ancora in attesa. Vediamo come Calegari. Sì, anch'io sono d'accordo sul discorso delle preferenze, anche se sappiamo che questo poi non va a risolvere tutti i problemi, no. perché di fatto le liste vengono comunque sempre decise dalle segreterie di partito, quindi non è che bisogna non possiamo dare l'illusione. Prendiamo per esempio le elezioni regionali, quando ci sono i 7-8 candidati per ogni provincia qua in Veneto, è ovvio che è la segreteria che decide e magari qualcuno che può essere più forte viene lasciato fuori. Quindi diciamo che le preferenze, quello che penso io, non risolvono tutti i problemi, però sono comunque importanti perché legano il cittadino con l'eletto, questo di sicuro.